Martedì 28 maggio, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Emanuela Corsi. Oggi parleremo della crisi che attraversa gli apicoltori. Vedremo come mettersi in forma in vista dell'estate ormai alle porte e poi i rimedi che suggeriscono due organizzazioni per le infinite liste di attesa nella sanità pubblica. Ma cominciamo con l'intricata vicenda sulle cause della morte di Angelo Onorato a Palermo. Oggi pomeriggio l'autopsia sul corpo dell'imprenditore. Ieri sera è stata eseguita un TAC per verificare eventuali fratture o lesioni al cranio. Intanto la squadra mobile ha acquisito le registrazioni dentro un bar dove Onorato si sarebbe intrattenuto con una persona. La famiglia Onorato continua a respingere le ipotesi del suicidio. L'imprenditore trovato morto sabato scorso nella sua auto con una fascetta al collo. L'esame eseguito all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo servirà a stabilire se si tratta di omicidio o suicidio. I magistrati continuano a propendere per questa seconda tesi, anche se resta oscuro il motivo del gesto. Intanto la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo per omicidio come atto dovuto, precisa, vista la necessità di compiere gli accertamenti, alcuni ripetibili, come dicevamo, l'autopsia. Di certo l'uomo, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, sabato scorso era solo in auto. Lo dicono le telecamere della zona che hanno ripreso il veicolo mentre si avvicinava al tratto di strada in cui l'architetto è stato trovato senza vita, circostanza che avvalora ulteriormente la tesi del suicidio. C'è da dire che il punto in cui era ferma l'auto però si trova in una zona cieca, non ripresa dalle videocamere. È possibile quindi che l'imprenditore avesse un appuntamento proprio nei metri non inquadrati con qualcuno che è arrivato lì a piedi e lo ha ucciso? Nessun'auto di certo, come testimoniano le telecamere, si è fermata dove è stata ritrovata la Range Rover col corpo di Onorato. I familiari dell'imprenditore però continuano a ribadire che non si è suicidato, anche alla luce di una lettera consegnata alla polizia dall'avvocato Fabrizio Macchiarella, amico di Angelo Onorato. All'interno una frase shock: se muoio io sappiate che ho fatto di tutto per salvare mia moglie e i miei figli. Uno scritto risalente a febbraio dove non ci sarebbero nomi e cognomi. Che Onorato avesse paura si evince chiaramente da questa lettera. Le persone più vicine pensano a problemi legati al cantiere di Capaci dove doveva realizzare un capannone. Anche il giorno in cui è morto Onorato ha detto al cognato che sarebbe andato proprio lì per risolvere una questione, ma a Capaci non è mai arrivato. La sua auto e la sua vita si sono fermate nella strada parallela alla Palermo-Mazzara del Vallo. Il porto di Catania si rinnova, sono stati stanziati 200 milioni di euro per rendere competitivo lo scalo marittimo. Il molo di Levante sarà riaperto fra 2 anni. Vediamo. Il porto di Catania è il suo rinnovamento da tanto atteso, stanziati 200 milioni per far partire i cantieri e rendere più competitivo lo scalo marittimo. Fare del porto di Catania un porto essenzialmente turistico e peschereccio. La movimentazione delle persone e delle merci naturalmente viene garantita, ma il futuro di Catania è soprattutto legato alla capacità di diventare una meta di forte attrazione turistica. Il porto come estensione naturale della città, da sempre vissuto anche da chi ama passeggiare e godere del mare. Abbiamo chiuso il molo di Levante per questioni di sicurezza. I lavori sono iniziati da circa 1 mese e dureranno poco meno di 3 anni, quindi diciamo nel 2026 saranno completati. Alla fine di questi lavori riapriremo tutto e la cosa bella è che sul camminamento del molo di Levante godremo di qualcosa di particolarmente bello perché sarà interamente ristrutturato. Si fa sistema con capofila il porto di Augusta. Qui noi ci dedicheremo a concentrare tutti gli investimenti che abbiamo per rinnovare questo porto che ha un grande bisogno di rinnovo, di ampliamento infrastrutturale e di consolidamento delle banchine che già ci sono. L'obiettivo è quello di migliorare le crociere, di fare diporto e di rafforzare i traghetti. Tante le sfide che attendono il sistema del trasporto marittimo della Sicilia orientale. La Premier Meloni al Teatro Massimo di Palermo firma l'intesa fra governo e regione siciliana sui fondi destinati allo sviluppo e alla coesione. Si tratta di una cifra molto consistente, 6 miliardi e 8 compresi i soldi per il ponte sullo stretto, un piano che cambierà di fatto il volto dell'isola.
Città bloccata per l'arrivo nel capoluogo siciliano della Premier Giorgia Meloni, venuta a firmare in pompa magna l'accordo Stato-Regione sui fondi FSC che pioveranno sulla Sicilia. Nessun euro di queste risorse deve andare disperso. Purtroppo è accaduto e noi vorremmo che non accadesse più. La Presidente del Consiglio ha voluto rassicurare anche sulla scelta di dar vita a una ZES unica, la zona economica speciale, nella quale gli imprenditori possono contare su abbattimenti fiscali, semplificazioni burocratiche e incentivi, estesa a tutto il Sud Italia. Penso che la ZES unica del Mezzogiorno sia una grande occasione. Mi sento di tranquillizzare sul fatto che non ci saranno lungaggini, Presidente Schifani. Sono stati nel complesso presentati 580 progetti per 6 miliardi e 862 milioni in 9 macro aree di intervento. 2 miliardi e 100 vanno al ponte sullo stretto e ai termovalorizzatori, quindi 4 miliardi e 750 milioni circa per tutti gli altri interventi. Nel settore delle infrastrutture c'è 1 miliardo che va a strade e ferrovie, dei quali una parte per le metropolitane di Palermo e Catania. Nel settore edilizio ci sono interventi per scuola, cultura, sport e sanità. Una forte boccata d'ossigeno per la città di Catania e il suo Interland, 121 milioni alla metropolitana. Ci sono poi fondi per fare il terminal dell'aeroporto e altri 77 micro interventi nell'area metropolitana, fra cui diversi interventi per la riqualificazione dell'area industriale di Catania. Questa terra che è in parte anche la mia terra, e so che questa gente orgogliosa non chiede carità. La Presidente del Consiglio si è poi concessa una serie di fotoricordo prima di lasciare il Teatro Massimo. Bene, è il momento della rassegna stampa con la nostra Emanuela. Sì, partiamo dalla prima pagina della Sicilia, appunto Meloni a Palermo porta 10 miliardi, Sicilia alla pari, FSC firmata l'intesa di coesione con Schifani, progetti strategici, non un euro andrà perso, queste le parole appunto di Meloni. E poi c'è il racconto nell'articolo di Mario Barresi, nel selfie di nozze, gli sposi per caso, la dote miliardaria e i parenti serpenti, una lettura chiaramente che Barresi ha fatto di questa giornata ieri a Palermo. Poi l'altra notizia in primo piano, pesche sciroccate, campagna a secco sui monti sicani, i produttori perdono il frutto per tentare di salvare almeno la pianta, e questo appunto l'effetto della siccità. Ponte sullo Stretto, 200 docenti dicono è insostenibile. E ancora vediamo le altre notizie sulla prima pagina della Sicilia, il caso in Vaticano, lo vedremo meglio poi tra poco, il Papa che si lascia andare a questa frase: nei seminari eccesso di frociaggine, queste le parole del Papa. Poi giallo a Palermo, il caso di Onorato, si farà l'autopsia sul corpo di Onorato, Donato, la moglie dice ora basta con le speculazioni. E poi decreto Salvini, stretta sugli autovelox, no dove c'è già un limite di 50 km orari e i comuni vanno nel caos. Per quanto riguarda le elezioni europee, la Premier, Europa con alleanze diverse, l'ex ministro Barca, l'Unione Europea va a zig-zag. E poi in Medio Oriente, nuova strage a Rafah, almeno 40 morti per Netanyahu e un tragico incidente. Vediamo ancora altre notizie per quanto riguarda la cronaca di Catania. Morto lo stimmato, il santone del Fortino, a riposto invece ex campo di calcio e allarme amianto. Andiamo a vedere all'interno della Sicilia quindi questo piano che cambierà il volto della Sicilia, così scrive il quotidiano, progetti strategici in una visione nazionale. Meloni e Schifani firmano l'intesa su 580 interventi da 10 miliardi, priorità a infrastrutture, ambiente e imprese. Previsti tra l'altro 100 milioni per rilanciare l'area industriale di Catania e 120 milioni per completare la metropolitana della città etnea. E ancora dicevamo appunto questo articolo di Barresi, gli sposi per caso, la dote e i parenti un po' serpenti, i meloniani parenti ricchi, forzisti più dimessi, cerimonia sobria con alcuni inviati assenti senza banchetto, soltanto selfie.
E vediamo invece, prima poi di occuparci del caso Onorato, ecco questa notizia che riguarda le pesche di Bivona. L'eutanasia delle pesche, caduta forzata per salvare le piante. Dicevamo, la causa è la siccità, come sempre il prodotto di eccellenza è a rischio, raccolto ridotto di almeno l'80%, i rincari sono inevitabili. E poi Musumeci, il ministro, accusa solo tagli di nastro, oggi a Palermo ci sarà corteo di Coldiretti. Andiamo a vedere il caso Onorato. 5 mesi fa i contratti firmati da Onorato per vendita e affitto di SRL. La procura apre un fascicolo per omicidio mentre la mobile sequestra le registrazioni dentro un bar. Gli accertamenti della Procura di Palermo, leggiamo, sulla morte dell'architetto, continuano a ritmo serrato e gli inquirenti continuano a propendere per l'ipotesi del suicidio, perché l'imprenditore sabato scorso a bordo del Range Rover si sarebbe accostato al marciapiede di Viale della Regione Siciliana e si sarebbe stretto, secondo questa ricostruzione, al collo una fascetta di plastica in uso in un campo edile. Nonostante questa sia l'ipotesi in questo momento più accreditata, però la Procura ha aperto appunto un fascicolo di indagine per omicidio e stanno emergendo tutta una serie di elementi appunto su questa vicenda. Intanto velocemente, prima di passare all'altro quotidiano, vediamo la cronaca di Catania. Via Santa Sofia ancora in primo piano, oggi la prova del 9. Oggi ci sono i test di medicina che quindi attireranno migliaia di studenti proprio su questa arteria di Catania e si rischia una giornata campale, quindi vigili urbani in campo per gestire il traffico e favorire il passaggio delle ambulanze. Ieri disagi alla viabilità anche al San Marco, quindi oggi vedremo come funzionerà la gestione del traffico in via Santa Sofia. Il giornale di Sicilia. Vediamo che l'apertura è dedicata proprio al giallo sulla morte di Onorato, ai raggi X, gli affari di Onorato. La procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio, si tratta di un atto dovuto, precisano, la pista del suicidio appunto resta l'ipotesi principale. Però si indaga dagli utili dell'azienda madre ad alcune vendite, forse nei conti c'è la chiave di questo giallo. Poi c'è l'appello della moglie che appunto è devastata, il dolore che provo, dice, è inimmaginabile, basta con le speculazioni. E in Viale Strasburgo il cordoglio al negozio, i commercianti vicini parlano di una persona squisita e per bene. Nel taglio centrale vediamo la fotonotizia dedicata a Meloni e Schifani che stringono l'accordo per la Sicilia, disponibili 6,8 miliardi, Meloni la sfida ora è spenderli. Andiamo alla Gazzetta del Sud, qui l'apertura è proprio dedicata a questo patto da 6,8 miliardi, la Premier a Palermo firma l'accordo con Schifani, l'opposizione parla di spot, ma 48 sindaci messinesi non ci stanno, progetti esclusi e nessun dialogo. Vediamo ancora, andiamo anzi all'interno della Gazzetta del Sud e vediamo invece il racconto sull'omicidio o suicidio di Onorato. Prevale la tesi del suicidio ma non si esclude il delitto. L'incontro con un uomo e il caffè al bar prima della morte. C'è questo dettaglio che appunto sta emergendo. La moglie Francesca Donato appunto dice: prego tutti di astenersi da speculazioni. La procura sta indagando sulle ultime ore di vita dell'architetto di 54 anni. E tra l'altro, per quanto riguarda le sue aziende, appunto la sua azienda era sana, quindi non hanno trovato conti che non fossero in regola o chissà cos'altro. La Repubblica Palermo, le ultime telefonate nel giallo Onorato. Scusa, ora non posso rispondere. Queste le parole dell'architetto ad un dipendente. Oggi ci sarà l'autopsia. La pista Capaci è il capannone, questo al centro dell'inchiesta, tutti i tarli dell'imprenditore con i conti a posto, anche qui appunto ribadiscono questo concetto. Poi vediamo le altre notizie, intanto per quanto riguarda lo stretto, il ponte sullo stretto, la legge vieta il ponte, la denuncia dei tecnici. E invece a Messina, quando il parco cittadino scoraggia i disabili, c'è questo reportage. Il nuovo appunto. parco, quello che abbiamo sì. raccontato anche noi, il parco dedicato a Aldo Moro, però pare che ci sia un ingresso con la ghiaia
e con le sedie a rotelle non è facilitato l'accesso chiaramente esatto. ai disabili. Poi niente soldi dal PNRR per i progetti della Costa Sud, rinascita più lontana. Vediamo ancora altre notizie. Un asilo per 2 circoscrizioni, il computer rifiuta 20 bambini, quest'altro caso che viene raccontato oggi appunto su Repubblica Palermo. Ma andiamo a vedere questa indagine su Onorato, gli squilli a vuoto di Cuffaro, che avrebbe chiamato Onorato pochi minuti dopo la tragedia, ma in realtà le ultime parole, anzi l'ultima telefonata di Onorato è stata questa: scusami ma in questo momento non posso parlare, sono le 11:08 di sabato scorso e l'ultima telefonata a cui Angelo Onorato risponde è quella al suo dipendente Magnasco. Una sola frase prima di chiudere la conversazione, poi da lì insomma sappiamo quello che è successo o meglio quello che ancora non si sa e che si deve scoprire. Oggi verrà eseguita intanto l'autopsia. La famiglia ha nominato come consulente Nuccia Albano, medico legale e assessore regionale, e quindi andiamo a vedere anche qui, ecco, la pista Capaci e il capannone, i tarli dell'architetto dai conti in regola. Imprenditore affermato, assieme alla moglie un personaggio in vista nei salotti e nei circoli palermitani. Questo è il ritratto, fino al tragico ritrovamento del suo corpo senza vita, riverso sul volante con una fascetta a stringergli il collo. Angelo Onorato per tutti era ufficialmente una persona che non aveva problemi. Dopo però sono arrivate chiacchiere e mormorii su preoccupazioni recenti, ansie, forse debiti o dissidi, magari non meglio precisati, personaggi poco raccomandabili che sarebbero stati vicini appunto a lui in questi ultimi giorni della sua vita. Andiamo a vedere anche questa notizia, Michele, appunto la ghiaia e le barriere. Eccola. Quel parco di Messina che scoraggia i disabili. All'ingresso una scala dà il primo stop alle sedie a rotelle, poi c'è il Pietrisco, il comune dice previsto l'arrivo in auto. Le famiglie però dicono ma da soli non possono, e quindi insomma un parco che non è sicuramente alla portata di tutti. Andiamo a vedere, scusami, ecco, andiamo sul Corriere della Sera, anticipiamo un attimo la rassegna stampa poi nazionale, perché anche chiaramente tutti i quotidiani si occupano di questa storia di Onorato. Sul Corriere della Sera, Onorato nel SUV era solo, la lettera ai familiari scritta a febbraio, questo è quello che già abbiamo raccontato, l'indagine per omicidio, atto dovuto, le preoccupazioni di lavoro confidate alla moglie, ma c'è, ecco, questo dettaglio, un amico rivela: Angelo mi disse che aveva bisogno di una pistola. Il progetto per edificare 25 appartamenti a Capaci, quindi tutto, diciamo, il giallo ruoterebbe proprio su questo capannone di Capaci, dove l'imprenditore avrebbe voluto forse realizzare degli appartamenti, e adesso si indaga per capire appunto cosa c'è dietro questo mistero. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa siciliana, tra poco i quotidiani nazionali con il nostro Emanuela Corsi. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa con i quotidiani nazionali con Emanuela. Sì, ripartiamo proprio dal Corriere della Sera, Michele, e vediamo l'apertura dedicata al Medio Oriente. Rafa, orrore e condanna. Israele colpisce i civili, ci sono 45 morti, il mondo si indigna, Netanyahu si scusa e dice tragico errore. Borrell, basta raid, critiche dalla Casa Bianca, Crosetto, così si semina odio. Queste le reazioni, aiuti a Kiev, no di Orban. Questo per quanto riguarda invece la guerra tra Russia e Ucraina. Macron che scuote l'Unione, soffia un vento autoritario, il presidente francese così in Germania. Vediamo ancora nel taglio alto, Don Ciotti, la voce viene clonata con l'intelligenza artificiale per truffare gli ammalati. È l'ennesimo caso che si sta verificando di voci che vengono clonate, in questo caso per delle truffe. Nel taglio centrale invece il caso di Giulia
Tramontano, la giovane uccisa dal suo compagno. Impagnatiello ha confessato in aula il racconto shock dell'omicidio di Giulia, che era incinta. Dopo un anno, prima deposizione al processo, in aula c'era anche la madre della vittima. Politica, alleanze europee, premierato, la Meloni va all'attacco, scontro con Filo, Unione Europea e Schlein, e poi l'inchiesta di Genova, Spinelli Junior e il verbale sui fondi disse leciti. Signorini è stato interrogato per 2 ore. Andiamo a vedere all'interno la notizia in primo piano, lo shock per il raid a Rafah, Netanyahu tragico errore. Dicevamo ci sono 45 morti, qui vediamo alcune foto, le fiamme e la cenere sopra un frame di un filmato che mostra l'incendio in un campo nella striscia di Gaza e poi sotto i corpi delle vittime palestinesi dopo questo raid israeliano che abbiamo detto ha provocato 45 morti. A destra ci sono dei bambini sopra le macerie appunto del campo, questo è quello che sta accadendo. E poi il caso, ucciso un soldato egiziano, tensione al confine, ma al-Sisi smorza i toni, il generale teme ulteriori scontri alla frontiera. Qui vediamo appunto il valico, un tank israeliano vicino al valico di Rafah. E poi il mondo che è contro Israele, fermi queste stragi, rabbia nella striscia, basta con le atrocità. Quindi diciamo che in maniera unanime tutti condannano questo gesto, sale il bilancio delle vittime, dicevamo 45 morti, lo Stato Maggiore ordina di aprire un'indagine, il Premier costretto a presentarsi alla Knesset. Hamas, stop alla ripresa delle trattative dopo questo attacco. Andiamo a vedere invece il caso in Liguria di corruzione, parla Signorini che viene interrogato per 2 ore davanti ai PM, ricordiamo che è l'unico in carcere di quelli che sono stati arrestati, corruzione, eravamo amici, l'ex presidente del Porto dice ho avuto comportamenti inappropriati ma diciamo che nega la corruzione. E poi il caso di Giulia Tramontano, il killer in aula ammette di averla uccisa, non accettavo di essere umiliato e l'ho accoltellata. Impagnatiello dice ancora sono annegato nelle mie bugie. Le frasi dell'imputato in aula sono state queste: sì, ho ucciso Giulia Tramontano, la sera del 27 maggio ho occultato il suo cadavere. E poi racconta: conobbi Giulia nel gennaio 2021 via social, poi mi chiese di incontrarci, abbiamo iniziato a vederci, poi verso la fine dell'anno abbiamo deciso di convivere. Questo il racconto di Impagnatiello in aula ieri. La Repubblica invece mette in primo piano la guerra in Ucraina, armi anti-Russia, la NATO divisa. Stoltenberg, ogni governo è libero di dare l'ok a colpire Mosca con le sue armi. L'Italia però si smarca, no anche della Germania. Macron, in arrivo istruttori militari francesi. C'è un'intervista oggi al ministro degli esteri polacco che dice pronti all'invio di nostre truppe. Unione Europea, piano di Meloni per Tajani alla Commissione, gelo di Parigi e Berlino. Questo in primo piano oggi sulla Repubblica. E poi il Medio Oriente, chiaramente, missile su Rafah, 45 morti, Netanyahu, un tragico incidente. Papa Francesco nel taglio centrale, vediamo la fotonotizia, durante un'udienza con i vescovi a porte chiuse, la gaffe omofoba del Papa sui preti gay. Che è un po' il caso del giorno, diciamolo. Poi il racconto shock di Impagnatiello che ripercorre tutte le tappe di come ha ucciso Giulia. Onorato, si riapre la pista dell'omicidio, in prima pagina su Repubblica. Ricordiamo anche una cosa, oggi è il giorno dell'autopsia, ma ieri è stata eseguita una TAC sul corpo, anche lì per capire appunto se ci sono fratture o comunque se c'è un caso di violenza.
Andiamo a vedere la notizia in primo piano, armi contro la Russia, la NATO in ordine sparso, Macron pronto a inviare gli istruttori a Zelensky, Stoltenberg che appunto dice spetta a ogni governo dare l'ok a colpire Mosca con le sue armi, Regno Unito, Polonia e Baltici sono favorevoli, il no di Germania e paesi mediterranei, abbiamo detto anche l'Italia si smarca. Le armi occidentali possono essere usate per colpire i territori annessi da Putin come la Crimea. Ancora l'intervista, dicevamo, al ministro degli esteri di Varsavia, Sikorsky. Non escludo truppe polacche a Kiev, Putin ci deve temere, queste le sue parole. Se vuole davvero la pace al presidente russo basta una telefonata per averla. E ancora Mosca usa i migranti per una guerra ibrida, rafforzeremo il confine bielorusso. Accecato dai droni il radar antiatomica, l'azzardo ucraino da escalation nucleare. L'antenna di Armavir protegge la Russia dai missili balistici. Per Mosca un simile attacco giustifica l'uso della bomba. Chiudiamo questa notizia, andiamo a vedere le altre. Allora su Repubblica oggi si torna a parlare dei famosi centri per migranti che dovevano nascere in Albania. Beffa centri migranti, in Albania agenti pagati per sorvegliare il nulla. In 20 in servizio dal 2 giugno, 100 euro al giorno più vitto e alloggio, pronta la prima struttura, ma per far partire l'altra ci vorranno mesi, ma al momento non ci sono migranti, quindi esatto, però entreranno in servizio questi agenti che sorveglieranno appunto questi centri vuoti. La battuta omofoba del Papa ai vescovi e frena sull'ingresso dei gay in seminario. Il pontefice è contrario all'apertura proposta dalla CEI e dice c'è già troppa frociaggine. Queste le parole del Papa. Se lo dice il Papa lo diciamo anche noi ovviamente. La stampa appunto lo mette in alto, nel taglio alto, frociaggine in seminario, bufera sul Papa. Lo scivolone, un incontro a porte chiuse con i vescovi italiani, nella Chiesa ci sono già troppi omosessuali. E poi il PNRR, rottura comuni-governo, Schlein, Meloni usa il premierato per fini personali, la Premier cerca l'appoggio di Renzi e Calenda. E poi l'inchiesta Toti, a Genova interrogato Signorini, andavo al casinò e bevevo champagne ma non sono corrotto. L'ho uccisa così, vediamo la fotonotizia dedicata proprio al caso di Giulia Tramontano e al racconto di Impagnatiello, prima il veleno, poi le coltellate. Questo un altro dettaglio del suo racconto. Il Giornale, il caso gay, il Papa irrita i ben pensanti, lo sfogo a porte chiuse di Francesco sull'omosessualità nella Chiesa. E poi, dopo le vittime civili a Gaza, Israele, Crosetto appunto che si smarca, il ministro della difesa parla al Giornale, accusa Tel Aviv di seminare odio, poi precisa nessuna condanna a Rafa, dicevamo morto un egiziano, e sale la tensione. Il Libero proprio dedica l'apertura al Papa e scrive sberla al politicamente corretto. Beh, in effetti su questo siamo d'accordo. Così parlò il Papa, troppa frociaggine. Francesco dialoga a porte chiuse con 200 vescovi e qualcuno lo tradisce. Se fosse in vigore la legge Zan, scrive Libero, adesso toccherebbe indagare pure lui. Andiamo alla Verità, che scrive il Papa, troppa frociaggine in seminario, stop ai gay, l'arringa di Bergoglio nell'incontro a porte chiuse con i vescovi, uscita poco progressista di Francesco che ribadisce norme già in vigore da anni, i percorsi di formazione del clero devono escludere chi abbia tendenze omosessuali esplicite, come diceva meglio Ratzinger, il suo predecessore. Andiamo a vedere Avvenire, quindi cambiamo decisamente argomento. Avvenire non racconta questa notizia ma scrive fuoco sui profughi. L'escalation porta Hamas a disertare il tavolo negoziale del Cairo. Crosetto dice Israele semina odio, almeno 45 le vittime del raid su una delle aree sicure a Rafah. Netanyahu parla di errore, Stoltenberg spacca la NATO sui missili a Kiev e Macron promette l'invio di istruttori militari. Questo appunto per quanto riguarda le due guerre in atto. L'Unità,
Netanyahu risponde all'AIA col sangue dei bambini, bombe su campo profughi a Rafah. E poi l'altra notizia, giustizia burla i PM che non conoscono la differenza tra lecito e illecito per quanto riguarda appunto... Per un errore di trascrizione. Di intelligenza artificiale, c'è stato quello più che altro il problema. Poi andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Leggiamo 45 profughi e un egiziano uccisi in una notte, Bibi un errore, ma vediamo nel taglio centrale: alle urne col morto votate Berlusconi. Manuale forzista, scrivete B, una candidata e un candidato. Questa diciamo un po' per quanto riguarda la campagna elettorale di Forza Italia. Preferenza nulla per acchiappare voti tra i più nostalgici. Forza Italia spinge i suoi a indicare il defunto Berlusconi. La scheda rimane valida perché il nome è nel simbolo. Accade anche questo. Andiamo a vedere invece le due donne della politica italiana, Meloni e Schlein, la solitudine delle leader. Meloni rivede al ribasso gli obiettivi per le europee, Schlein rischia di essere commissariata dalle correnti. Questo era il Riformista di oggi. Vediamo ancora il Manifesto. Davanti agli occhi, a 3 giorni dall'ordine dell'AIA di cessare il fuoco, l'esercito israeliano bombarda le tende di Rafah di notte. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa di oggi. Fra poco parleremo della crisi che stanno attraversando gli apicoltori siciliani. Intanto un'occhiata al tempo, il meteo. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di martedì che vedrà un contesto instabile sulle regioni di nord-est, così come anche sulla dorsale appenninica e su parte del Medio Adriatico, mentre sul resto del territorio avremo l'alta pressione che dominerà la scena meteorologica, così come anche sulla Sicilia, dove avremo prevalenza di sole e di stabilità con cielo sereno, o al più di tanto in tanto sarà anche possibile il passaggio di qualche nuvola. Temperature massime diurne in lieve aumento, localmente infatti si arriveranno a sfiorare i 28-29 gradi. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per la giornata di mercoledì. L'alta pressione continuerà a dare i suoi effetti a garanzia di una giornata stabile e soleggiata. Il clima si presenterà asciutto, ma attenzione ai venti che si faranno sentire in particolar modo sulla costa meridionale. Temperature massime che si manterranno stazionarie. Con questo è tutto. Dettagli sull'app di Trebi Meteo. Torniamo in diretta, c'è un ospite con noi, è Antonio Coco, che è presidente dell'Associazione Regionale Apicoltori Siciliani. Benvenuto. Non se la passano bene in questo periodo gli apicoltori, ne abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale, tanto è vero che nei giorni scorsi avete inviato una lettera aperta agli esponenti politici denunciando la grave crisi che minaccia la sopravvivenza delle 1000 aziende apistiche in Sicilia. Perché questa crisi? Ma la crisi dell'apicoltura siciliana è essenzialmente crisi ambientale. Infatti noi lanciamo questo grido di allarme che naturalmente noi sentiamo come sofferenza nostra in carne, ma in realtà è qualcosa che riguarda tutti noi, perché le api non sono solo miele, ma sono soprattutto cibo per tutti noi, sono vita per i nostri ecosistemi e anche per i nostri agroecosistemi, in quanto assicurano buona parte di quello che è il servizio di impollinazione delle colture agrarie. Poi parlate di una doppia crisi di mercato e produttiva. Sì, crisi di mercato che è legata al fatto che tanto miele che non ha mai visto un'ape entra all'interno delle frontiere dell'Unione Europea. E che cos'è? E quindi fa una concorrenza sleale di fatto alle nostre produzioni italiane e siciliane. Quindi miele adulterato? È di fatto un miele non miele proveniente dai paesi asiatici, in cui la componente del nettare è minoritaria rispetto agli altri. È un processo tecnologico ben fatto. Caspita. Però invece la crisi produttiva è una crisi che dura da un po'.
La crisi produttiva invece, perlomeno negli ultimi 10 anni, noi gridiamo un grido un po' al vento, che è sempre più difficile per le aziende apistiche sopravvivere semplicemente producendo così come abbiamo fatto per tanto tempo. Io sono apicoltore da 43 anni e effettivamente la differenza in quest'ultimo decennio è veramente importante. Ma dovuta a cosa? Al cambiamento climatico? Sicuramente i motivi sono molteplici. Il cambiamento climatico probabilmente è la cosa più evidente. Ecco. Naturalmente c'è la riduzione dei pascoli apistici dovuti a incendi, dovuti a cementificazione, ma soprattutto un'agricoltura intensiva che diventa quanto di più insostenibile per, diciamo, l'umanità. Di fatto. Quindi pesticidi vuole dire? Pesticidi, essenzialmente pesticidi. È questo che distrugge, diciamo, ambienti che hanno bisogno invece di assoluta la cosa natura. da capire è che le api sono come... noi serviamo le api come apicoltori, no? Loro sono... e noi siamo in prima linea in una guerra non dichiarata di fatto, certo, con l'ambiente. Quando questa prima linea sarà sfondata, allora tutti quanti noi ci renderemo ancora più conto di quello che sta succedendo. Noi chiaramente partiamo da esigenze personali, ma cercando il nostro bene, un po' come fanno le api, cerchiamo il bene di tutti. Certo, fate capire che i problemi coinvolgono anche altri settori, compresa la nostra stessa vita. E criticate anche la cementificazione e le grandi monoculture, perché? Ma è chiaro che di fatto il modello di sviluppo che noi abbiamo scelto come umanità è un modello poco sostenibile, per cui un'area cementificata è per le api inesistente come pascolo, una monocultura è un'area anche quella che non darà cibo di nessun genere, né nettare né polline. Mi faccio capire un esempio concreto, perché la monocultura danneggia l'ape? Ma le faccio un esempio. Molte volte ho avuto le mie api in territori, in aziende agricole biologiche, che quindi magari degli arboreti, degli agrumeti, con sotto nella splendida nostra primavera tante piante che sono anche fonte di cibo per le api. Certo. E magari un po' più in là lo stesso tipo di impianto arborato, un agrumeto, però con il deserto sotto, frutto del diserbo chimico. Ah. Proprio lì è evidente, perché noi diciamo è anche una questione di come dire, una devozione alla bellezza. Ecco, se noi introducessimo questo senso di devozione alla bellezza, probabilmente riusciremmo a risolvere molte delle cose, delle problematiche che ci affliggono. Vi siete rivolti anche ai candidati al Parlamento europeo, adesso senza nominarli? Certo, no, ci siamo rivolti a quelli che poi potrebbero essere, saranno i decisori politici, perché siamo consci che abbiamo tanti livelli di approccio a queste problematiche, quindi c'è il livello dei singoli, dei consumatori, c'è il livello delle istituzioni locali e c'è il livello delle istituzioni europee. Perché l'Europa? Ma perché l'Europa essenzialmente decide le politiche agricole di tutti i Paesi membri e quindi è fondamentale. Potrebbe, come dire, modificare un po' quella realtà che lei ha appena descritto. Assolutamente, anche riprendere alcune cose che sono poi l'Agenda 2030, quindi degli obiettivi per tutta l'umanità, sarebbe assolutamente importante. Però chiedete anche lo stato di calamità naturale, è vero? Chiaramente, aspettando le politiche macro, diciamo, nel frattempo noi moriamo e non vogliamo morire perché vogliamo esistere e vogliamo che le nostre api esistano, perché sono
per noi fonte di vita, per noi aziende agristiche, ma siamo consapevoli del loro ruolo fondamentale. Non a caso alla fine del 2017 le Nazioni Unite hanno scelto con una risoluzione di dedicare un giorno, il 20 maggio, come giornata mondiale delle api. Perché? Che volevano fare? Volevano dire all'opinione pubblica, ai media, ai decisori politici: guardate che gli impollinatori sono fondamentali per la nostra stessa esistenza. Certo, gli impollinatori, questo è importante, ma lo stato di calamità significa anche finanziamenti. Finanziamenti per che cosa? Certo, noi abbiamo bisogno di giungere alla prossima primavera con le nostre api in buona salute, quindi se non c'è cibo per le api dobbiamo supportarle in qualche modo, dobbiamo fare esistere le nostre aziende, perché è chiaro che noi non possiamo andare dal distributore e dire: guardi che l'80% del cibo che lei mangia è grazie agli impollinatori. No, dobbiamo pagare. Quindi avendo dei finanziamenti potreste creare quella situazione climatica che è stata... avendo questo lo chiediamo come supporto di emergenza. In realtà poi chiediamo anche ai decisori politici delle politiche, dei provvedimenti strutturali che permettano a noi e chi sarà dopo di noi di poter continuare con questa bella arte dell'apicoltura. Meravigliosa e poi utilissima. Quindi chiedete il dimezzamento dei pesticidi, è vero? Quindi chiediamo che si vada verso un'agricoltura sempre più sostenibile e quindi anche oltre, perché è possibile, utilizzando la scienza, la tecnologia, la nostra volontà, arrivare a delle ottime produzioni agricole riducendo o addirittura non utilizzando pesticidi e fertilizzanti, così come di fatto già si fa. Esatto, ed è importantissimo quello che lei dice, perché ce lo fa vedere da un altro punto di vista estremamente interessante, estremamente importante per tutti noi, come quello dell'apicoltura. Grazie Antonio Coco per essere stato con noi. A voi. Fateci sapere se poi quelli che saranno eletti, come dire, si faranno portavoce delle vostre richieste, delle vostre esigenze, che poi sono quelle che riguardano tutti noi, il nostro ambiente, il nostro modo di vivere. Allora, poi tra poco facciamo una pausa, adesso parleremo di l'esigenza di rimetterci in forma, l'estate alle porte, vogliamo anche presentarci in spiaggia in maniera accettabile. State con noi, vi suggeriremo come fare. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite, siamo molto attenti a quello che ci dirà il dottor Andrea Laferla, nutrizionista. L'estate alle porte in Sicilia, alcuni stabilimenti, anzi diversi stabilimenti balneari hanno già aperto. È chiaro che ci vogliamo presentare, dottore, in maniera gradevole e accettabile il più possibile, quindi ci rivolgiamo come sempre, no? Stagionalmente ai nutrizionisti come lei, per dire che dobbiamo fare, ci dobbiamo mettere a dieta, dobbiamo digiunare pro tempore, che si fa? Sì, intanto buongiorno a tutti. Scherzavamo fuori onda sul fatto che per mettersi in forma prima dell'estate bisogna non mangiare, no? Si scherza su questo discorso qua. In realtà uno degli errori più grandi che si possa fare è quello di passare da un approccio, da un estremo all'altro. Noi come esseri umani spesso tendiamo a fare questo. Partiamo da una premessa fondamentale. Mangiare bene e abitudini sane dovrebbero essere abbracciate una volta e mai lasciate, quindi dovremmo mangiare bene tutto l'anno e tutta la vita. Però per chi arriva un po' in ritardo quest'anno e vuole correre a ripari, direi che la prima regola, come tutto nella vita, è organizzarsi, avere un piano che riguarda ciò che mettiamo dentro il frigorifero, ciò che mettiamo nelle nostre dispense e riguarda anche l'organizzazione dei pasti durante la giornata. Ma lei sta guardando, che cos'è quello? Questo è il mio libro, lo faccio vedere. Guardi... Ah, c'era una volta la dieta, vedete?
e se l'edito lui stesso se l'è editato. Sì, Un il titolo metodo è innovativo e semplice per comporre le vostre giornate attingendo a oltre 200 idee di pasti sani in quantità adatte a voi. Allora, stava dicendo, dottore, un attimo lo tengo io. Certo, il titolo, se vede, è proprio C'era una volta la dieta, perché spesso noi diamo a quella parola lì un'accezione molto negativa, no? La dieta è sacrificio, la dieta è rinuncio. In realtà l'etimologia del termine stesso è bella, vuol dire proprio uno stile di vita sano. Spesso quindi le persone associano il mangiare bene a non mangiare o a mangiare 3 elementi in croce, quando il mio libro ne è un esempio, ma ce ne sono oggi tantissimi, ci sono tanti strumenti anche sul web che ci permettono di capire che mangiare bene può essere anche qualcosa di divertente, no? Se si ha un minimo di tempo per preparare anche delle ricette gustose e sane. Quali sono gli elementi da ridurre in qualche modo? In parte lo sappiamo, alcuni sono banali, quindi i grassi saturi, tendenzialmente quelli che provengono da fonti animali, quindi i formaggi molto grassi, quindi le merendine ricche di burro per esempio. Le merendine dei nostri figli. E gli elementi che sono molto ricchi di zuccheri semplici. Quindi tendenzialmente le stesse merendine, le famose creme spalmabili di cui non facciamo nomi, alla nocciola, ma anche le colazioni ricchissime in zuccheri che poi provocano questi picchi glicemici che ci fanno venire molta più fame dopo, paradossalmente. Se dovessi dare un solo consiglio, direi quello di distribuire bene i pasti durante la giornata. Quindi quanti devono essere? Non è una legge, ma io direi che il buon senso ci dice che 5 pasti siano la cosa migliore. Quindi 3 pasti principali e 2 spuntini. È un modo semplice per evitare di arrivare molto affamati ai pasti principali. Quindi bisogna fare la prima colazione. Prima colazione non è una cosa che si fa al bar, un caffè, una cosa... Sarebbe bene organizzarsi anche in quel senso, quindi avere a casa ciò che serve. Poi oggi, quindi nel 2024, è un po' più facile nutrirsi in maniera sana anche all'esterno, devo dire, perché c'è molta più sensibilità, il mercato, gli utenti lo richiedono, quindi il mercato dà molte più proposte. È possibile oggi fare anche una colazione più equilibrata al bar, però è un po' più complicato, quindi se ci si riesce a organizzare in casa è sicuramente meglio. Ci suggerisce come quella ideale? Allora, diciamo che se dovessimo scindere tra la dolce e la salata sono 2 alternative altrettanto valide, se fossero in qualche modo complete. Una colazione dolce, tra virgolette, potrebbe essere il classico latte con dei cereali o una coppa di yogurt con della frutta, magari un po' di frutta secca per renderla ancora più completa con dei grassi insaturi, quindi dei grassi buoni, che ci tengono più sazi durante la mattina. Un'alternativa salata, e lì poi il limite è la fantasia, perché ci sono soggetti che preferiscono mangiare il salmone la mattina con l'avocado, oppure delle uova strapazzate, o una fetta di pane con dell'affettato magro, del formaggio spalmabile magro. Quindi le alternative ci sono e sono tante. Bene, interessante. Dopodiché c'è lo spuntino. Che si fa con lo spuntino? Lo spuntino ideale per qualsiasi nutrizionista sarebbe della frutta fresca frutta fresca associata della frutta secca. Anche in questo caso è però bene avere consapevolezza di quanta se ne possa mangiare, perché anche gli alimenti sani come il nostro amato olio extravergine d'oliva o la frutta secca sono ricchi di grassi insaturi, quindi sani, giusti. Se mangiati in quantità abbondanti possono far salire l'asticella dell'apporto calorico e quindi farci ingrassare comunque. Quindi è chiaro che adesso non possiamo dare dati specifici perché ogni soggetto ha il suo fabbisogno, però diciamo, una manciata di frutta secca sarebbe ok, un pacco di frutta secca o mezzo pacco probabilmente è troppo. Pranzo e cena, perché siano pasti completi, dovrebbero contemplare una fonte proteica, magra possibilmente, quindi delle uova, della carne bianca, ogni tanto della carne rossa, dei latticini, possibilmente più magri, del pesce, ovviamente, una fonte di carboidrati complessi, come potrebbe essere il pane, il riso, la pasta, dai quali molti soggetti fuggono, ma in realtà anche lì, contemplando le giuste quantità, vanno più che bene. Quindi la pasta si può mangiare? Assolutamente sì. Quello che conta è il bilancio energetico giornaliero, quindi la differenza tra quello che noi spendiamo in termini di energie, chiaramente più ci muoviamo. Questo vuol dire movimento, vero? Movimento, che è una cosa che non fa mai male, anzi. Quindi la differenza tra ciò che spendiamo e quello che introduciamo col cibo. Certo. La pasta va benissimo se nel contesto del bilancio energetico ci sta. E poi c'è ancora una merendina a pomeriggio? Poi c'è una merendina pomeridiana che potrebbe essere simile a quella della mattina, potrebbe essere anche un altro yogurt, potrebbe essere un paninetto con dell'affettato magro, se non se ne abusa durante la settimana. E la cena è equivalente più o meno al pranzo? La cena potrebbe essere simile, poi in funzione del proprio apporto calorico corretto, la cena a volte rimangono un po' meno calorie se sono consumate durante la giornata, altre volte in funzione dell'organizzazione si potrebbe anche invertire, quindi c'è il falso mito che la sera non è possibile mangiare i carboidrati, quando in realtà basta anche lì
contemplare il giusto apporto calorico nella giornata. Allora, questa è, diciamo così, la lezione magistrale che ci ha dato. Allora, vediamo, però uno dice, intanto mi mette a dieta. Sì. Fa bene, fa male? Intanto di metadieta fa sempre bene se si parte da delle abitudini completamente scorrette, quindi se quell'input, intanto mi metto a dieta, ci fa conoscere cosa vuol dire mangiare bene, va bene tutto, va bene anche correre per la prova costume, se quello ci permette poi l'anno dopo, l'anno successivo ancora, di rimanere in quel sentiero corretto. Se mi metto a dieta vuol dire faccio il mese di agosto in maniera impeccabile, da settembre ricomincio a mangiare malissimo, allora si rischia di fare quest'altalena per tutta la vita e non ha molto senso. No, adesso vanno di moda i digiuni periodici, brevi, allungati, più... Sì, in realtà questo fa parte degli approcci estremi di cui parlavamo all'inizio. Consideriamo che nessun essere umano è fatto per resistere alla fame. Io e lei non siamo fatti per resistere alla fame. Gli unici soggetti che resistono al buco, allo stomaco, alla fame, quella vera, sono dei soggetti che hanno patologie, disturbi del comportamento alimentare, quindi si entra in un'altra sfera. Ok, molto complessa, ma l'individuo comune che non ha patologie a un certo punto crolla. Se sta a un apporto calorico troppo basso, quindi le diete, la chetogenica o digiuni protratti per troppo tempo, a un certo punto crollerà e mangerà più di prima. Quindi chiunque abbia sperimentato questi approcci poi ti dice ho perso chili, ho preso quelli. È debole e basta un minimo momento anche di stato emotivo complicato, una giornata storta in cui si manda tutto a rotoli. La dieta chetogenica, per esempio, è partita come approccio sperimentale per curare soggetti epilettici. Quindi in quel contesto è una cosa, ma diffonderla a prescindere, perché prima della prova costume io debba eliminare i carboidrati, non è sicuramente la soluzione che condivido. Dottore, ci fa una lezione sulla massa grassa, la massa magra, la massa muscolare, che differenza c'è? Di queste qual è quella di cui ci dobbiamo curare di più? Allora, curarci di tutta la nostra composizione corporea, che è fatta delle componenti di cui parlava lei. Se vogliamo tornare mi metto a dieta in maniera estrema, quello che succede spesso è che si considera solamente laghetto della bilancia, che scende, e spesso quello che poi si vede scendere facendo una bioimpedenziometria, per esempio, che è il test che permette di misurare quanto muscolo io sto perdendo, quanto grasso sto perdendo, magari si vede che sto perdendo più muscolo che grasso, che non è mai una cosa buona. Quindi noi dovremmo Come si chiama quell'esame? Si chiama bioimpedenziometria. Oggi è un po' lo standard. Mamma mia, è difficilissimo. Sì, BIA. Abbreviato, sì, l'acronimo. La BIA, diciamo, anche in casa la maggior parte delle persone oggi hanno una bilancina, anche da pochi euro, che possono comprare ovunque, che fa in qualche modo un'approssimazione dell'esame bioimpedenzometrico, quindi con i piedi su. Il funzionamento è quello della bioimpedenza, quindi passa una corrente, una frequenza molto bassa, che attraversa il corpo e in funzione di quello che succede, della velocità, permette di stabilire cosa sta attraversando, perché i distretti corporei sono più o meno ricchi di acqua e l'acqua ovviamente conduce meglio di distretti come il grasso che non contengono invece acqua. Il movimento, correre, camminare, 10.000 passi, che cosa? Allora, il movimento, diciamo prima, è fondamentale, a prescindere, sempre nell'ottica dell'organizzazione. La mia filosofia è meglio un po' di movimento, anche meno intenso, anche meno efficace di fare una lezione di CrossFit, che ovviamente rispetto a farsi una passeggiata sul nostro bel lungomare probabilmente è un po' più efficace in termini di dispendio energetico, ma se io faccio una passeggiata 3 volte alla settimana tutta la vita è sicuramente meglio di fare l'attività più intensa per 1 mese, 2 mesi e poi smettere per 2 anni, 3 anni. Una passeggiata 3 volte alla settimana è sufficiente? Sì, sarebbe già sufficiente. Ma col passo svelto bisogna essere atletici oppure uno può... Una passeggiata, anche lì. Poi è chiaro che c'è un regime, c'è una frequenza cardiaca ideale per consumare più grassi, ma quelli è un livello di dettaglio che non serve definire per la persona comune. Farebbe comunque bene una passeggiata, anche prendere sole in questo periodo, quindi si produce vitamina D, che è una vitamina importante che produciamo con l'esposizione al sole, tra l'altro. L'ultima cosa che le chiedo, dottore, è questa cosa dell'acqua. È vero, bisogna bere 2 litri d'acqua minimo al giorno? Sì, anche lì, come il movimento, se non beviamo nulla, io dico sempre, già bere 1 litro è molto più del nulla. L'apporto di acqua in qualche modo è legato sia a quanto cibo mangiamo, sia alla nostra corporatura. Ma a che serve l'acqua? L'acqua, diciamo che ha delle funzioni che sono infinite all'interno del nostro organismo, no? Se vogliamo convincere le donne, io ci provo a convincere le donne a bere di più, di riflesso, perché essere ben idratate serve tantissimo rispetto alla ritenzione idrica, per esempio la qualità della pelle. Ma in realtà l'acqua, anche in termini energetici, ha dei risvolti fondamentali all'interno del nostro organismo.
Bene, grazie al dottor Andrea Laferra, il nostro nutrizionista. Siamo pronti per affrontare l'estate ormai alle porte e metterci in forma. Tra poco invece parleremo delle liste d'attesa infinite per chi purtroppo soffre di problemi di salute, al contrario, e cercheremo di trovare insieme con degli amici che verranno a trovarci dei rimedi per fronteggiarlo. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie ancora dottore. Grazie a voi. Buongiorno Sicilia, parliamo delle liste d'attesa infinite per la sanità pubblica con l'avvocato Carmelo Sardella, che è dirigente dell'ufficio legale del Codacons, che ha predisposto qualcosa di molto interessante a questo proposito. Allora, lo sapete, ma insomma vale la pena di ricordarlo, che secondo l'Istat 3 milioni di italiani, in tutta Italia, non solo in Sicilia, 3 milioni di italiani rinunciano a curarsi proprio a causa delle lunghe attese necessarie per arrivare alle diverse prestazioni. In Sicilia al momento ci sono più di 30.000 ricoveri in attesa di essere realizzati, di essere espletati, e il tasso di emigrazione sanitaria, cioè di andarsene in un'altra regione, è del 6,2% attualmente nelle nostre regioni. Costo per noi significa 177 milioni di euro. Allora il Codacons, che ha sempre iniziative benemerite importanti, ha predisposto addirittura adesso degli sportelli, 350 sportelli, è vero? Sì, 350 sportelli solo in Sicilia dedicate al problema delle liste d'attesa, e dopo una grossa campagna che negli anni ha portato avanti il Codacons e anche a livello informativo, attraverso denunce anche in procura, attraverso il segretario nazionale Francesco Tanasi, abbiamo lanciato questa campagna, questo tsunami legale, per mettere a disposizione, come di fatto già è a disposizione degli utenti attraverso il sito del Codacons Sicilia o attraverso comunque gli sportelli, 2 moduli per chiedere il rimborso delle prestazioni effettuate nel privato, laddove attraverso il pubblico non è stato possibile effettuare la visita medica, quella prestazione sanitaria richiesta in via di urgenza, quindi entro dei termini ben precisi dal proprio medico curante. Quindi rimborso perché uno è dovuto andare Sì, dal questo privato, diciamo, c'è una legge del 124 del 98, addirittura del 1998, che prevede questa possibilità di rimborso. Purtroppo non c'è informazione, non vengono informati i pazienti e quindi non esercitano neanche questo diritto, che noi cerchiamo di agevolare attraverso questi moduli che abbiamo messo a disposizione gratuitamente, e che consentono da un lato in prima battuta di diffidare l'ASP a riprenotare la visita entro i termini. L'azienda sanitaria di ciascuna sì, provincia. Comunque dove va effettuato naturalmente l'esame, e se non viene effettuata questa riprenotazione, una seconda diffida che chiede appunto all'ASP di competenza di effettuare il rimborso previsto dalla legge entro 30 giorni al paziente. Lei poco fa fuori onda ci raccontava dell'ultimo caso di cui vi siete occupati, perché ce n'è in continuazione. Sì, ce ne sono tantissimi casi, proprio l'ultimo che viene segnalato già ieri sera, di un paziente invalido, diabetico, quindi con pensione di invalidità civile, quindi anziano, che dovrebbe effettuare una gastroscopia e una colonoscopia, perché si riscontra sangue alle feci, entro 10 giorni come prescrizione da parte del medico, e attraverso la prenotazione del CUP, che ha risposto dopo oltre 4 ore di attesa al telefono, quindi estenuante attesa, una prenotazione per il 28 di marzo del 2025. Marzo 2025. Quindi ci rendiamo conto come naturalmente attendere 10 mesi per effettuare una visita che andrebbe fatta in via d'urgenza entro 10 giorni significa negare la cura al paziente e mettere a rischio la propria salute. Possiamo chiedere in che città? Proprio di Catania. Gli sportelli dove sono? 350 sono sparsi dovunque? In tutta la Sicilia. Tutta la Sicilia.
Come si trovano? Digitando cosa? Si può telefonare al 44 10 10, il Codacons Sicilia, la sede regionale, oppure tutti gli sportelli che sono su tutto il territorio regionale per dare assistenza, ma ciascun cittadino può comunque, se vuole, scaricare liberamente dal sito del Codacons Sicilia, che è codaconsicilia.it, il sito regionale, questi moduli e inviare quindi una prima diffida all'ASP per la prenotazione e una seconda nel caso in cui sia costretto a effettuare la visita nel privato. Ma bisogna dire che però ci sono anche persone che non possono effettuare la visita nel privato, perché nel caso del cittadino che ci ha segnalato ieri, per esempio, che vive con una pensione di invalidità non ha la possibilità di effettuare, certo, di anticipare i soldi, perché significherebbe non dover mangiare per un mese e mezzo per effettuare una visita, quindi impossibile. Allora andiamo per ordine, che cosa si fa? Ammettiamo, mi reco da voi dicendo io ho speso una certa somma per il privato. Allora, che succede? Sì, allora, prima di spendere la somma, naturalmente noi invitiamo il cittadino a diffidare con il modulo che abbiamo predisposto l'azienda sanitaria, a riprenotare la visita, quindi a anticipare quella che è una data troppo lunga rispetto quindi alla prescrizione, di ieri avrebbe in modo di mettere al corrente l'ASP appunto di questa situazione. E c'è una lettera che voi avete predisposto, le posso lasciare, il cittadino può semplicemente compilare e inviare all'ASP. Se questa si chiede nel rispetto della legge di anticipare la visita, la prescrizione medica, quindi così come previsto disposto dal medico di fiducia entro i termini. Se questa riprenotazione non avviene, questo è secondo legge, naturalmente. Secondo legge, assolutamente, anzi la legge prevede che il medico nel caso specifico entro 10 giorni la visita, perché c'è un'urgenza, perché il paziente naturalmente ha una situazione grave che va affrontata immediatamente, non può aspettare un anno o più. Assolutamente. Se questo non avviene, questa anticipazione della visita, naturalmente il cittadino, che può naturalmente pagare la visita, perché non tutti possono fare di tasca propria andando nel privato, può poi successivamente richiedere, quindi diffidare l'ASP al rimborso di quanto ha pagato per la visita nel privato. E anche questo è previsto dalla legge? Anche questo è previsto dall'articolo 3 appunto della 124 del 98. E voi quindi quei moduli lì a che servono? Servono per... proprio a diffidare l'ASP, quindi sono due diffide in cui da un lato si mette a conoscenza e si chiede di anticipare la visita, la seconda di diffidare alla rimborso, come previsto dalla legge, della somma che il cittadino ha sborsato per effettuare la visita del privato. Uno deve documentarla questa somma? Certamente, è un modulo che contempla naturalmente anche l'allegazione della prescrizione medica, non è campata naturalmente in aria, ma è documentata. Cioè quindi uno è obbligatorio che consegni anche, diciamo, mette a conoscenza in prima battuta l'ASP di quello che è un preciso obbligo e poi successivamente, secondo legge, si richiede il rimborso. E questi sportelli, Sardella, sono già attivi, quindi? Gli sportelli sono già attivi, ci sono quindi sia il Codacons, l'associazione Articolo 3297, che è l'Associazione Italiana dei Diritti del Malato, quindi c'è una vasta rete sul territorio che assicura assistenza al cittadino, che può, ripeto, o in autonomia scaricare i moduli e rivolgersi all'ASP, oppure chiedere assistenza sul territorio, telefonare al Codacons Sicilia e chiedere assistenza laddove fosse necessario. Quindi lo si può fare sia autonomamente, però scaricandoli da voi, oppure addirittura rivolgendosi direttamente a voi. Le volevo chiedere, prima di salutarci, che cosa pensate voi come Codacons delle iniziative che sta predisponendo il governo, in particolare il ministro Schillaci, che ha un piano straordinario di circa 600 milioni per alleggerire, per assottigliare queste famose liste d'attesa, che prevede, da quello io ho cercato di sintetizzare, pagamenti per l'extra lavoro di medici e infermieri, acquistare dalle strutture private le prestazioni se gli ospedali pubblici non ce la fanno, cioè a un certo punto può essere lo Stato stesso, il governo stesso a fare quello che poi voi chiedete come no. E poi assegnare soldi direttamente alla singola ASL, dove la coda per una diciamo così, visita specialistica è molto lunga. Che opinione vi siete fatta?
Ma guardi, ogni iniziativa che possa risolvere il problema naturalmente è ben accetta. Noi constatiamo che negli anni, nonostante le promesse, anche a livello regionale, non si è mosso nulla, non c'è stato nessun miglioramento nell'ambito delle lunghissime liste d'attesa. E quindi è chiaro che ci vogliono le azioni risolutive. E quello che invece si denota spesso è che il paziente viene dirottato nel privato quasi a voler dismettere questa nostra sanità pubblica. Questo non possiamo accettarlo naturalmente. Quindi la vostra preoccupazione di fondo è questa qui, che cioè a un certo punto piano piano ma progressivamente si vada verso, come dire, un distacco sempre più nei fatti rispetto Nei fatti siciliani non possono più curarsi attraverso la sanità pubblica, sono costretti, ripeto, a rivolgersi al privato o aspettare tempi infiniti mettendo a repentaglio la propria salute. Spesso si muore in attesa delle visite mediche, quindi naturalmente questo significa negare il diritto di cura ai siciliani. Ed è bene quindi l'iniziativa che il Codacons ci ha appena presentato. Grazie a Carmelo Sardella, l'avvocato Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons. Noi adesso ci diamo un'occhiata al nostro almanacco. Il 28 maggio si celebra la Giornata Mondiale del Gioco, istituita nel 1997 dall'International Toy Library Association e fissata dall'ONU per affermare il diritto al gioco delle bambine e dei bambini. Oggi è celebrata in oltre 40 paesi in tutto il mondo. Il consiglio di oggi ha a che fare con il caffè. Quando il pacco è quasi finito, c'è un sistema per evitare gli sprechi degli ultimi granelli. Basta strofinare per qualche secondo con entrambe le mani la confezione già svuotata, con l'apertura all'insù. Vedrete che subito dopo il caffè rimasto attaccato all'alluminio scivolerà giù facilmente. Oggi vogliamo parlarvi di un'espressione che ha a che fare con i nostri amici a quattro zampe, to bark up the wrong tree. In pratica, questo modo di dire deriva dal comportamento di un cane che, mentre cerca di inseguire un altro animale, comincia ad abbaiare verso un albero dove l'altro animale non si trova. Sta letteralmente abbaiando all'albero sbagliato. Significa che stiamo accusando o criticando la persona sbagliata. Potremmo tradurlo con essere fuori strada o prendere un granchio o un abbaglio. Abbagli non ne prenda, il nostro Marco amato alle prese sempre con il suo caffè, beato lui, e naturalmente l'occhio rivolto alle stelle. Ciao Marco. Buongiorno Manuela, buongiorno Michele, buongiorno Sicilia. Evviva, buongiorno. Allora hai una camicia stellare oggi, se non sbaglio. Sì. Sì, adoro le camicie di colori, il viola è uno dei miei colori preferiti, in più questa mi ricordava appunto le galassie e le stelle. Sfatiamo anche il mito che la viola non si usa nel mondo dello spettacolo, non è vero? Sì, è una leggenda che non si usa il viola nei nostri lavori, però a me piace molto perché la frequenza che riguarda lo spirito, cioè il viola e l'indaco sono proprio le frequenze dello spettro cromatico che più di tutti si connettono alla spiritualità, quindi in realtà io lo trovo molto augurioso, se per usare un termine nostrano, ecco. Bravo, benaugurante, ecco. Esatto, apotropaico, ecco, per meglio dire alla greca, detto in maniera povera, semplice. Va bene, andiamo avanti allora. Allora, oggi vi volevo narrare di uno degli splendidi exempla del cielo, proprio perché mi ha colpito moltissimo il film che è stato premiato al Festival di Cannes. È il film di Sean Baker che si chiama Anora. È una storia molto particolare perché sapete che lo stile Baker mette un po' il suo graffiante senso critico, tirando fuori degli argomenti della cultura americana un po', come dire, tra le righe. Ed ecco, in Anora affronta un tema tra il delicato e il suburbano, ovvero è la storia di una bellissima operatrice della notte, ecco, chiamiamola così,
che viene coinvolta in una storia sentimentale con un giovane ereditiero indiano, figlio di un grande magnate dell'economia indiana. Il fatto è che Anora, che è appunto la protagonista, ha delle ascendenze addirittura russe, quindi non solo c'è questa complicanza dei ruoli sociali, ma anche delle differenze di ascendenza culturale enormi. Hanno detto che è una specie di Pretty Woman dei nostri giorni, è vero? Esattamente, infatti era un'analogia a cui voleva arrivare. Pretty Woman è nel cuore di tutti e questa volta è un pochino più attualizzato verso tutto quello che è la temperie socioculturale che riguarda ancora il sesso e il mercimonio, proprio perché oggi voglio passare da termini aulici a termini molto pop, un po' pop barocco come me. Dunque, quello che mi ha colpito è che la dimensione che partorisce questo quadro è la dimensione pesci dello zodiaco. Schoenbeker è un pesci ed è appunto capace di creare queste atmosfere tra il fantasioso onirico Nettuno, ma anche la forte capacità di Saturno, che per ora i pesci ospitano nei loro gradi, di concretizzare e materializzare non solo una storia, ma anche una professionalità, una realtà lavorativa che sfocia poi nel conseguimento di un premio assolutamente prezioso e ambito per questa dolcissima ma anche contemporanea, attualissima, da studiare come caso sociologico, storia d'amore. Quindi complimenti al sognatore dello zodiaco, che è sempre pesci, capace di creare un'atmosfera onirica. Vi narro brevemente della giornata. Oggi il dio più vecchio dell'Olimpo e quello più giovane, ovvero Saturno e Mercurio, dialogano in regime di sestile. Cosa vogliono fare entrambi i pianeti visti qui? Uno rappresenta la sapienza e l'altro la conoscenza. Vogliono ridare allo zodiaco una calma cognitiva che frena un po' i bollori di Venere e della Luna, ma che mette tutto in una dimensione più razionale. Benissimo per i segni di terra e d'acqua, quindi Toro, Gemelli e Toro, Vergine e Capricorno. I terra si avvalgono fortemente di questo aspetto, come anche gli acqua, Scorpione, Pesci e Cancro. Un po' più rallentati gli aria, proprio perché il dinamismo mercuriale tra poco si risveglierà, ma hanno bisogno di più tempo, mentre invece i fuoco proprio non ci stanno a certe decisioni che non contribuiscono neanche a creare. In bocca al lupo quindi a tutto lo zodiaco, e detto questo, cari signori, col mio caffè e le mie camicie viola vi auguro un'ottima giornata. Grazie anche a te, buon caffè e buona giornata. Marco, Emanuele, abbiamo ancora il tempo di dare un'occhiata ai quotidiani? In Svizzera, da Repubblica di oggi, questo caso, 200.000 euro per un posto in freezer. A Zurigo farsi ibernare diventa una moda. C'è una start-up che promette di crioconservare i corpi, ma ammette che per ora è impossibile garantire il risveglio. Quindi, però intanto uno si fa ibernare, non si sa mai, magari dopo qualche anno può succedere qualcosa. I clienti sono già 400 e pensa che ci sono anche 15 italiani che appunto vogliono farsi ibernare. Noi immancabili siamo sempre pronti al nuovo. Allora invece andiamo al passato, al vecchio, ricordando che il 28 maggio ma del 1955 si tiene la prima traviata alla Scala di Milano. La star è Maria Callas, eccola qua, interpreta il ruolo di Violetta di Lagos, creando così la Comunità Economica degli Stati dell'Africa occidentale. Nel 1980, nel pieno degli anni di piombo, i giovani terroristi della Brigata 28 marzo, composto anche da figli di famiglie della borghesia milanese, che si era costituito dopo l'uccisione avvenuta qualche mese prima di 4 brigadisti rossi, uccidono a Milano Walter Tobagi, giornalista di punta del Corriere della Sera. Il collega aveva 33 anni e ogni anno l'Ordine dei giornalisti lo ricorda. Passiamo al 1993, anno in cui debutta nei cinema statunitensi il film Super Mario Bros. Si rivelerà un flop assoluto di pubblico e critica, ma il tema musicale Almost Unreal The Roxette sarà invece un grande successo. Nel 2008 il Nepal diventa la più giovane repubblica del mondo, vedete i festeggiamenti qua, mettendo così fine a 240 anni di monarchia. Nel 2011, a seguito di un referendum, a Malta viene introdotto il divorzio. Nel momento in cui si svolse la consultazione, Malta era l'unico paese al mondo, assieme a Filippine e Città del Vaticano, in cui il divorzio non era ancora permesso.
Era il 28 maggio del 2021 quando nelle radio viene passata per la prima volta il tormentone estivo Movimento Lento, scritto da Annalisa insieme a Federico Rossi. Il duetto, contenuto nell'album Nuda 10, ha venduto 300.000 copie, diventando triplo disco di platino. Infatti la canzone è stata una delle più passate nell'estate di 3 anni fa e ha fatto ballare giovani e non solo. E con Movimento Lento noi vi lasciamo, vi diamo appuntamento a domani. Grazie, buona giornata e buongiorno Sicilia. A domani.